oggi noi annunciamo che abbiamo 276.000 posti liberi fino all'8 settembre. Sono tutte prime dosi, e questo è importante dirlo, e sono a disposizione di chi vuole mettersi in sicurezza per l'inizio dell'anno scolastico o altri cittadini che abbiano deciso. Il presidente Luca Zaia si rivolge in particolare ai giovani che sono i più interessati dalla variante Delta. Oggi il bollettino regionale registra 261 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore. L'incidenza dei positivi si avvicina all'1%. In questo momento, sottolinea ancora una volta Zaia, bisogna spingere sulla campagna dei tamponi. Noi abbiamo voluto con forza mantenere aperti i punti tampone gratuitamente, con accesso libero, senza ricetta, senza nulla nella prescrizione medica, finché i ragazzi e i cittadini in generale, tutti i cittadini possano fruire di questo servizio, ma possano anche farlo in maniera preventiva, nel senso che se devi andare a una festa, una cena, un battesimo, una cresima, quello che sarà, a un matrimonio, ci vai direttamente al centro tamponi, ti fai il tuo tampone 24 ore prima, non tanto prima, in maniera tale da sapere se hai un'eventuale positività, magari sei un asintomatico. Mentre sul tema del Green Pass per accedere a cinema e ristoranti, come deciso in Francia, Zaia si vota la massima cautela. Su questo non mi esprimo, ripeto, dietro a questo fatto, se da un lato c'è la tutela di chi si è vaccinato, dall'altro è pur vero che si introduce l'obbligatorietà indirettamente, per cui questa è una scelta importante, etica, non è solo di sanità pubblica, è anche etica.